Pista ciclabile di Viale Vittorio Veneto, si riaccendono i riflettori sulle polemiche che infiammarono l'inizio dell'autunno dopo l'esposto di un cittadino, Cosimo Masi, che denunciava la pericolosità dei passeggi a causa delle bici che vi sfrecciavano a tutta velocità invece di usare la ciclabile. La pista in questione è quella famosa o famigerata realizzata da Gentilini nel suo primo mandato. Nessuno la vuole percorrere perché è troppo stretta e pericolosa. Lo scorso settembre scattarono quindi le multe dei vigili, poi annullate dal sindaco Manildo con la formula della cancellazione per autotutela. Ora la novità è una lettera del Ministero dei Trasporti, sollecitato da Masi, nella quale vengono richiesti maggiori controlli sui ciclisti da parte dei vigili urbani, se effettivamente risultano comportamenti pericolosi. Peccato, ribatte il Comune, che nel frattempo sia stata emanata un'ordinanza che regolamenta il transito di bici e pedoni. Il parere del Ministero dei Trasporti non fa assolutamente riferimento a quello che è il provvedimento che è stato adottato recentemente e precisamente il 5 ottobre 2017, dove con quel provvedimento abbiamo cercato di porre rimedio a una situazione che era effettivamente, pericolosa, in particolar modo per i ciclisti. L'ordinanza c'è: bici dirette verso nord, quindi verso Conegliano sulla ciclabile, pedoni e bici dirette verso Treviso sui passeggi. Difficile però saperlo perché la segnaletica, cartelli e strisce ancora non ci sono. Nel giro di 10 giorni verrà posizionata la segnaletica sia verticale che orizzontale, pertanto sia i ciclisti che i pedoni hanno e avranno la possibilità di conoscere proprio in maniera puntuale qual è lo spazio a loro riservato.